Anche ad Agrigento oggi è stata celebrata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che ha avuto lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili, con una cerimonia che ha avuto luogo al parcheggio pluripiano di via Empedocle. Presenti l'assessore al ramo Carmelo Cantone, il sindaco della città e il direttore dell'ACI. Sono stati installati dei cartelli per riservare dei posti a disabili al parcheggio pluripiano, che ha migliorato l'accessibilità ma ha sottolineato l'impegno del Comune verso una società più equa. Significativo che questo venga fatto in memoria dell'assessore Gianni Tuttolomondo, segno di riconoscimento del suo impegno, quanto affermato dall'assessore Ramo. Anche di Gianni Tuttolomondo, mio assessore, che addirittura abbiamo perso. Penso che sia anche un altro tassello, come voi dicevate, di civiltà in questa nostra città. Che dire, stiamo continuando quindi un programma, tante altre cose Gianni aveva previsto, spero anche prima che finisca la mia sindacatura di poterlo portare a termine. Hai toccato una nota dolens, quella del poco rispetto che qualche nostro concittadino ha verso questa categoria di persone, che invece è degna di particolare attenzione. Più volte ci troviamo a contrastare questo fenomeno del parcheggio, magari solo per prendere un giornale, solo per prendere un caffè, e non è bello dover far vedere a qualche nostro concittadino, peraltro molti nostri amici, di far notare che quell'attimo è della persona che è portatore di handicap. Come amministrazione comunale oggi ricordiamo il solco tracciato dal nostro assessore e amico Gianni Tuttolomondo, che veramente, non solo perché è diversamente abile, ma come uomo, come cittadino ci credeva tanto. Quindi ci sentiamo non solo l'ispirazione, ma anche il dovere morale di dover continuare questa opera di Gianni. Presidente, ecco, il ruolo dell'ACI in questa manifestazione qual è? Spesso l'ACI viene identificata come l'ufficio dove si paga quella tassa odiata da tutti gli italiani, che è il bollo, ma in effetti così non è. L'ACI ha diverse mission, tra cui quella della sicurezza stradale, della promozione dello sport automobilistico, ma anche e soprattutto quella della solidarietà. ACI Italia è sempre intervenuta quando ci sono stati terremoti in maniera solidale per tutti i cittadini. E anche ACI Agrigento non è da meno, perché è molto sensibile al tema della solidarietà e soprattutto rivolta nei confronti delle persone che sono più svantaggiate, tant'è che ogni anno organizziamo una manifestazione che si chiama 5 ore in pista per la vita, dove vengono fatti fare dei giri alle persone che sono più svantaggiate, dei giri in macchina con delle vere macchine da corsa. Noi abbiamo avuto una segnalazione da parte di un nostro socio dove mancavano i cartelli che identificavano presso il pluripiano di Agrigento i posti riservati ai diversamente abili, e quindi abbiamo contattato il sindaco e l'assessore al ramo proprio perché volevamo metterci a disposizione della nostra comunità, e abbiamo voluto donare questi cartelli con la vernice proprio per identificare quelli che sono i posti riservati ai disabili. I statistici sugli incidenti stradali evidenziano che in provincia di Agrigento la maggior parte degli incidenti sono per il mancato rispetto della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, e questo è un dato di fatto, che gli agrigentini, tutta la provincia di Agrigento, ha una mancanza di rispetto della segnaletica stradale. Io auspico che è vero, non violare un cartello stradale di divieto di sosta semplice può comportare solo quella che è la sanzione amministrativa, ma violare un divieto di sosta per un parcheggio riservato agli diversamente abili, oltre ad esserci la sanzione amministrativa, evidenzia uno scarso cultura e una scarsa dedizione nei confronti degli altri, mancanza di rispetto. Io auspico che gli agrigentini possano avere questo cambiamento culturale. Marzio, ecco, anche questa manifestazione vuole essere anche un ricordo di ciò che fu l'impegno di tuo figlio, che lanciò, mi ricordo, attraverso una consistente campagna con dei video promozionali, evidenziò il problema. Sì, ringrazio l'amministrazione comunale, quindi il sindaco, l'assessore Cantone, tutta la giunta, per aver voluto ricordare Gianni in questa giornata della disabilità. Gianni teneva tanto a questo tema, ha lottato, aveva realizzato, coinvolgendo cose importanti, non è una sua
una sua iniziativa, ha coinvolto dietro questo cartello c'è tanto lavoro, ha coinvolto le associazioni di categoria per uscire con un messaggio forte, che è quello quindi di prendere, quindi vuoi il mio posto, prendi il mio handicap, però purtroppo devo dire che ancora oggi questa sensibilità nei cittadini non ha avuto grandi risultati, quindi mi auguro che anche con l'evento di oggi possa migliorare questa sensibilità. Giancarlo La Greca oggi rappresenta, diciamo, questo mondo dell'handicap attraverso questa iniziativa, un vostro parere? Sì, assolutamente iniziative lodevoli, frutto della sinergia fra enti, in questo caso Comitato Paralimpico, ACI Agrigento, Comune di Agrigento, piccoli segnali che però poi ispirano dei grossi obiettivi difficili ma raggiungibili. E ancora una volta la sensibilizzazione degli enti porta sì a fare purtroppo dell'ordinaria amministrazione, nel senso di cartellonistica, che non ci dovrebbero essere queste manifestazioni, perché dovrebbe essere naturale che appena uno trova un segnale dove c'è un parcheggio handicap non deve parcheggiare, però continuiamo su queste opere di sensibilizzazione. A muovere queste acque che sono molto importanti, perché dal poco poi si prende il grande, perciò diamo già modo di poterci esprimerci noi personalmente, che è molto importante, e ringraziamo chi ha fatto questa donazione, che è importante.